clima e viticoltura verso la fine di un'alleanza, e questo è il tema del trittico vitivinicolo di Veneto Agricoltura e Regione Veneto 2019 che si tiene qui a Conegliano presso il CIRVE dell'Università di Padova, un appuntamento ormai tradizionale dove si affronta lo stato del vigneto veneto, ma soprattutto si cerca di capire in questo periodo così difficile per i produttori come contrastare le difficoltà e trovare le soluzioni. Il trittico vitivinicolo è una tradizione ormai pluridecennale perché insomma, siamo arrivati a 50 anni di eventi promossi dalla Regione Veneto con Veneto Agricoltura, ma poi c'è anche una squadra composta da ARPAV, Università di Padova e Avepa. 3 appuntamenti, 3 tappe a giugno, quindi prima dell'estate, un momento molto importante per la vite, dove si fa il punto sullo stato fitosanitario delle piante. Poi ad agosto un incontro sulle previsioni vendemmiali, su quelle che saranno le prime indicazioni di produzione, e poi a fine anno si fa il consuntivo, quindi come è andata la vendemmia dell'anno. Tutto questo per dare strumenti ai viticoltori veneti per fare un'attività sempre più aggressiva nei confronti del mercato e quindi essere sempre di più prima regione vitivinicola italiana. Ricordiamo che il Veneto è una regione importantissima, è la 4ª potenza se ci riferiamo all'export di vino, la 4ª potenza mondiale, e quindi servizi come questi offerti dal trittico, i 3 appuntamenti del trittico, rappresentano un importante strumento di aiuto, di supporto proprio ai produttori. Abbiamo visto quindi l'andamento meteorologico 2018-2019 altalenante. E quindi come hanno reagito le piante, la vite, il vigneto veneto come sta? Ma io direi che non quanto ha reagito il vigneto, quanto piuttosto quanto hanno reagito i viticoltori, che hanno dimostrato in questi 2 mesi di vera sofferenza dovuta a queste intense precipitazioni, a queste basse temperature, a dei vigneti che non reagivano a nulla in quanto erano assolutamente fermi dovuti a questi fattori climatici. Il viticoltore ha reagito in modo corretto, tant'è vero che in questo momento il vigneto non presenta nessunissima anomalia, se non magari per un ridotto sviluppo per alcune varietà, ma ecco, volevo dire che questo viticoltore, forte dell'esperienza che si è fatta nel corso degli anni, forte delle previsioni meteorologiche che sono sempre più precise, forte delle tecniche anche legate alla difesa, ha riuscito a condurre il vigneto in modo corretto. Il vigneto in questo momento si presenta con un buono stato vegetativo, ci sono alcune problematiche legate ovviamente alla difesa, ma queste fortunatamente stanno per essere superate grazie a queste bellissime giornate di sole. La produzione è abbondante, per cui si dovrà anche soprattutto fare un ragionamento sul carico produttivo, ma direi che tutto sommato il Veneto, la regione Veneto nel suo insieme, grazie agli elementi che vi ho appena ricordati, è riuscita a superare in modo brillante questa vera calamità naturale legata al vigneto. Quindi questo maggio super piovoso non sta producendo per esempio sulla vite, non sta creando sulla vite condizioni positive per peronospora o idio, quindi gli attacchi fungini? Sì, senza dubbio era inevitabile che ci trovassimo poi adesso a dover combattere, a dover ragionare su questo problema, ma di fronte a quanto poteva essere stato grave questo problema, ripeto, la cura che il viticoltore ha prestato al proprio vigneto ha ridotto notevolmente queste problematiche. Bisogna anche ricordare che proprio nel momento in cui queste potevano diventare ancora più gravi, il tempo ha girato al meglio, e per cui ecco, adesso stiamo risolvendo, probabilmente i prossimi 10 giorni saranno quelli determinanti per definire quale sarà l'andamento produttivo dell'annata. Qualcuno ha detto però che c'è troppa uva sulle piante. Sì, è vero, io cercherò di spiegare il perché ci troviamo già in queste ultime annate con dei carichi produttivi a cui non eravamo abituati, nonostante la vite solitamente, anche se non è una pianta alternante, una coltura alternante, comunque ha un'annata abbondante e poi segue un'annata meno abbondante. Cercherò di spiegare il motivo legato al cambiamento climatico, legato alle tecniche agronomiche sempre più precise, ecco che mi rifaccio quindi alla bravura dei viticoltori, e legato anche al fatto che si utilizzano delle selezioni clonali che sono state a suo tempo individuate anche per un carico produttivo abbastanza abbondante. Nonostante un ottobre con la tempesta vaia, un inverno secco e un maggio super piovoso, alla fine siamo in media.
Sì, è una media, siamo anche un po' sopra la media per quanto riguarda le precipitazioni, però è una media che deriva da oscillazioni, da importanti oscillazioni, pertanto è una media che ha creato diversi problemi. In particolar modo la primavera è stata estremamente piovosa, anche qui avevamo già avuto una primavera molto piovosa pochi anni fa, ma la primavera attuale è stata molto piovosa, soprattutto nei mesi di aprile e ancor più di maggio, e pertanto abbiamo una situazione con oscillazioni, perché al contrario l'inverno era stato tendenzialmente siccitoso, con tutta una serie di problemi di approvvigionamento idrico, con scarsità di neve eccetera. Andremo verso una nuova stabilizzazione del clima? Non so rispondere a questa domanda. Gli esperti, che non siamo noi di ARPA, perché il clima e gli andamenti sono studiati da enti internazionali tipo l'IPCC, ci dicono che se non interveniamo sulle emissioni di gas clima alteranti, le temperature continueranno a salire. Questo lo dicono i modelli, e questo creerà delle condizioni nuove, inattese. Noi stiamo sperimentando peraltro un aumento non solo delle temperature, ma della variabilità, perché in questo caso ci troviamo di fronte a una situazione diametralmente opposta, però anche questo si chiama cambiamento climatico, cioè la variazione della variabilità del clima è un cambiamento climatico. E l'incremento delle temperature poi vuol dire maggiore energia a disposizione dei moti convettivi, quindi un'influenza probabile anche sulle precipitazioni. Ma cosa succederà nel futuro? Io sinceramente non sono in grado di dirvelo, prendo atto delle previsioni dei modelli fatti da enti internazionali. Sicuramente dal punto di vista agronomico si possono adottare delle misure di adattamento, si chiamano, che saremo chiamati poi come cittadini anche noi a adottare, cioè dovremo imparare a convivere con questo clima, con questo tempo atmosferico, perché impattiamo sul tempo molto strano, e dovremo adattarci. Questa riduzione che l'Unione Europea ha chiesto per quanto riguarda l'utilizzo del rame incide fortemente sulle produzioni biologiche o si può trovare una soluzione? Sì. Allora, diciamo che per la gestione di un certo patogeno il rame è sicuramente un fungicida chiave determinante per la gestione. Quindi che l'Unione Europea abbia dato adesso questo limite logicamente crea una preoccupazione, anche perché alternative totali non esistono al momento, a meno che uno non vada a prendersi il vigneto tollerante e resistente. Al momento per le varietà classiche non abbiamo delle grandi alternative, tutte quelle provate da sole finora nelle nostre realtà non garantiscono la stessa efficacia del rame. È un problema solo per la quantità del vigneto di produzione o anche per la qualità? Questo è un discorso un po' complesso che andrebbe ovviamente visto in un modo esteso. Il problema può riguardare la quantità, perché un forte attacco ovviamente riduce la quantità, potrebbe riguardare la qualità, qualora ovviamente anche l'attacco, soprattutto di una peronospora larvata, potrebbe logicamente dare una qualità diversa, che richiede magari un intervento manuale da parte del viticoltore per passare poi alla vinificazione. E questo è molto legato alla mentalità però anche dell'agricoltore, mentalità diversa che segue nel mondo del biologico. Io ho visto addirittura viticoltori che davanti all'efficacia scadente o in certe annate del basso dosaggio di rame, ma anche delle alternative, hanno inteso quella perdita di quantità come un diradamento. È difficile pensare a una peronospora che fa un diradamento. Nella pratica sicuramente l'abbassamento crea preoccupazione nelle zone, soprattutto di pianura, dove la viticoltura deve rapportarsi a delle condizioni climatiche particolari. Allora è stata una mazzata per voi questa riduzione del rame per quanto riguarda la difesa della viticoltura biologica?
Beh, devo dire che non so se si può utilizzare il termine mazzata, ma sicuramente ci ha messo in grossissime difficoltà. Noi siamo convinti anche come Confagricoltura che la riduzione del rame a 4 kg dovesse essere una cosa progressiva nel tempo e non siamo assolutamente contrari alla limitazione del rame e forse fra qualche anno anche la sua sostituzione, però come agricoltori abbiamo bisogno di tantissima ricerca e che ci dia l'opportunità di sostituire il rame con dei prodotti che diano un'esperienza di efficacia quantomeno alla pari del rame. In questo momento siamo noi gli agricoltori che si fanno la sperimentazione, che si fanno le prove sulle proprie spalle e questo non credo che sia la cosa che si doveva ottenere da questo regolamento comunitario 1981 di fine dicembre. Quindi come Confagricoltura chiediamo ricerca, tanta ricerca. È una richiesta per niente velata a Regione Veneto e Veneto Agricoltura? Ma è una richiesta che vale per tutti, è una richiesta che ci permetterebbe di affrontare con più serenità la viticoltura, ci permetterebbe anche di ampliare la base di agricoltori che scelgono anche una viticoltura biologica e questo ci permetterebbe anche di ridurre le tensioni con i fruitori del territorio e come fruitori del territorio credo che si possa intendere i cittadini che vivono vicino e accanto alle vigne. Peraltro diciamo che il mercato di un vino, chiamiamolo più sostenibile, mi pare che sia ampio. Il mercato in questo momento richiede moltissimo e ha un interesse fortissimo nei confronti del biologico, chiamiamolo organico, come chiamano gli americani. In questo momento si parla solo di bio, non si parla di altro sistema di viticoltura sostenibile, di certificazione, magari nel tempo si affiancherà anche qualcos'altro, ma in questo momento è il bio che premia il produttore. Questo tipo di iniziative possono essere utili? Queste iniziative sono assolutamente utili, dovrebbero essere itineranti e portare anche in altri territori questa opportunità con le istituzioni e soprattutto con la ricerca di dare degli spunti innovativi agli agricoltori.